Le fiamme gialle gettano luce sul lavoro nero. Con un'operazione senza precedenti, la Guardia di Finanza abbatte a tappeto i cantieri edili e le aziende artigiane di tutto il Veneto. Il bilancio è di 2 cantieri sospesi, 483 lavoratori irregolari o in nero accertati e 50 segnalazioni. I blitz si concentrano in poche ore, 400 finanzieri mettono a segno 250 controlli, un'ispezione capillare per scardinare lo sfruttamento dei lavoratori che frena la crescita e l'economia legale e favorisce l'immigrazione clandestina e il caporalato. A Padova 15 controlli, 2 lavoratori in nero e il record di 431 irregolari. Nel veneziano 8 lavoratori in nero, 5 nel veronese, 3 nel bellunese e 1 nel trevigiano. Ma il primato di lavoratori in nero va al vicentino, dove ne sono stati scoperti ben 10 in 27 verifiche. Nella provincia iberica le fiamme gialle hanno scoperto una situazione su cui gli investigatori stanno effettuando accertamenti. Diverse persone avevano una partita IVA come ditta individuale, quasi certamente un escamotage, per coprire il loro ruolo di lavoratori attivi, eludendo così gli obblighi contributivi e fiscali. Dall'inizio dell'anno nel solo Veneto sono 1230 i lavoratori irregolari o in nero individuati e 290 gli imprenditori denunciati dalla Guardia di Finanza. I controlli continuano per riportare in luce il lavoro nero.